e signori, Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, bambine e bambini, cugine, nipoti e parenti tutti, amanti, concubine, congiunti, cognati, cornuti, infermieri, pasticceri, panettieri, farmacieri, pensionati e militari in metà prezzo, cittadini e campagnuoli. Le vostre orecchie mortali stanno per essere elevate ai più sublimi e alti cieli dell'immaginazione attraverso le mirabolanti storie che noi ora andremo a raccontare, perché, signori, le nostre non sono chiacchiere per ingannarvi. Noi non veniamo da Broni per imbrogliarvi, né da Lecco per leccarvi e nemmeno da Lodi per lodarvi. Noi veniamo da Chiavari per presentarvi il grande, l'immenso, il sublime, l'eccelso Solimar! È così che tutto inizia, sempre, ogni volta. Dopo tanti passi e tanta strada, a noi non resta che montare le tende e fare quello che sappiamo. Questo è il nostro mondo, che non si trova in nessun posto fisso. È piuttosto come un puntino che si muove lungo il sottile filo rosso che unisce tutti i luoghi del mondo. Luoghi esotici, desiderati, promessi, sognati, incredibilmente diversi l'uno dall'altro, ma in ognuno di questi posti si può trovare qualche cosa di familiare che ti fa sentire come a casa. E allora basta fermarsi un attimo a guardare la strana forma di una città lontana, una vela bianca all'orizzonte o un bambino che corre e subito nasce una storia. E ora vi conto una storia che va a far rezzare le carni. Si parla di un cristiano, un carusillo, piccendo, neco, che tagliava tutto l'anzo, non tagliava nulla perché si scandava. A sto punto sto caruso si tagliava a cuddenti. Minchia che bella sta carusa! Ma chi era la figlia d'Ozza Peppino l'urdone? Prende il largo. Grandi vasi colmi di terra si rovesciano. Tutto il ponte è cosparso di terra. E si rovesciano anche sacchi pieni di 1000 semi diversi che cominciano a germogliare. Rampicanti si attorcigliano attorno all'albero maestro. Grandi alberi crescono e affondano le radici nell'imbarcazione. Tra poco non servirà più nulla, nemmeno le vele. Basterà che il vento soffi attraverso gli alberi per condurre la nave dritta alla meta. Basta! Ma cos'è sta storia? Questa era la mia storia. Una storia d'amore, una bellissima storia d'amore.
spettacolo cominci.